In questo momento di grande tensione per l'emergenza sanitaria si affaccia prepotente anche lo spettro dell'emergenza economica per molte categorie produttive. Mi sento di rappresentare la forte preoccupazione di tutti i commercianti, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti che in questi giorni di sospensione delle proprie attività o di riduzione del volume d'affari per quelle rimaste aperte per consentire la fruizione dei servizi essenziali vedono all'orizzonte gravi difficoltà per poter onorare pagamenti a fornitori, erario e banche. È quanto scrive in una nota Giovanna Zedde, capogruppo di Italia in Comune nell'Assemblea cittadina di Nuoro. In attesa di conoscere le misure regionali per le attività produttive diverse da quelle della filiera turistica, anche il timido e irrisorio beneficio del decreto Cura Italia, che ha previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di 600 euro a favore dei liberi professionisti, titolari di partita IVA, lavoratori autonomi, lavoratori atipici e altri, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, rischia di essere un miraggio. Infatti, prosegue la nota, il meccanismo allo studio per la richiesta delle agevolazioni, secondo quanto annunciato dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico, è quello del click day fino all'esaurimento delle risorse a disposizione. Si prospetta dunque, scrive Giovanna Zedde, la certezza che una platea potenzialmente ampia di commercianti, artigiani e professionisti rischi di non poter avere nemmeno quei 600 euro che, pur insufficienti, potrebbero almeno consentire il pagamento di qualche utenza. È dunque necessario chiedere con gran forza che lo Stato riveda il meccanismo per l'attribuzione del beneficio, evitando che una fetta importante del tessuto produttivo rischi di collassare e di non avere le forze per potersi riprendere dopo la fine dell'emergenza. In questo momento di generale sconforto, conclude Giovanna Zedde, abbiamo il dovere di non creare cittadini di serie A e di serie B, ma di mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti possibili per guardare con fiducia al futuro e poter davvero dire andrà tutto bene.